L'Altro Veneto, un movimento che parte dal basso ma che non teme di sfidare i potenti, si presenta alle regionali con una lista di persone impegnate in battaglie sociali, ambientali e per i diritti civili. Sostengono la candidata presidente Laura Di Lucia Coletti, due i candidati bellunesi in lista. Il discorso di Altro Veneto è partire da una politica diversa, che parta realmente dal basso, ovvero dai cittadini. Ad esempio quando si tratta di grandi opere, i cittadini non vengono completamente ascoltati. Noi abbiamo creato questa rete, questo movimento proprio per aggregare delle forze. La differenza fondamentale è che noi vogliamo dare spazio ai cittadini, ai comitati di cittadini e alle persone comuni, in particolare chi ha più bisogno. Vogliamo un altro Veneto, vogliamo un Veneto in cui il consumo di suolo sia fermato, vogliamo un Veneto in cui, che non necessita di nuove infrastrutture che sono in realtà generatrici di tangenti di dissesto idrogeologico, vogliamo un Veneto nuovo, più pulito, ambientalista, più solidale e soprattutto che tenga conto dei beni comuni, dei diritti comuni delle persone, che si occupi del sociale e che dia gli stessi diritti a tutti. Gazebo in piazza per raccogliere le firme, distribuire volantini e avvicinare le persone. La loro è un'impresa ardua. Davide contro Golia. Non per questo ci vogliamo arrendere, pensiamo che le persone possano capire e soprattutto poter anche sognare qualche cosa di diverso, soprattutto uscendo da questa logica in cui mi sembra di vedere delle persone che seguono la politica un po' come le partite di calcio, si affezionano a una squadra volendo tenere quella per tutta la vita. Noi pensiamo che si possa anche cambiare idea quando serve. È una corsa per un futuro, è un progetto di lungo termine che riunifichi la sinistra, che riunifichi e dia un'alternativa al governo neoliberista che ci sta amministrando di Renzi, di cui la Moretti è espressione, sono espressione dei poteri forti, a noi questo non sta bene, vogliamo un altro tipo di futuro per questa regione e per i nostri figli.